Il mondo della politica è in lutto per la scomparsa di Mario Rigo. Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorda come Rigo sia stato fino alla fine una voce autorevole con la quale confrontarsi e misurarsi sul presente e sul futuro di un territorio complesso come quello veneziano. Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti esprime cordoglio per la scomparsa di un vero amministratore pubblico, un uomo delle istituzioni capace di prendere decisioni dolorose pur di non tradire la sua coerenza e onestà intellettuale. Politica e aspetti umani si mescolano tra Venezia e Mestre nel ricordo di chi ha avuto con Rigo una lunga amicizia. Un grande dispiacere per la perdita di un amico, di una persona molto cara che ho frequentato fin da quando ero ragazza, devo dire. Iniziarono con Mario Rigo, con mio padre, la legge speciale, la prima legge speciale per Venezia, che diede risposta a tutti quei cittadini che abitavano ai piani terra, cioè tutti i piani, tutti i temi molto attuali, no, dopo quello che è successo la settimana scorsa. Purtroppo la sinistra veneziana perde il miglior sindaco di questo secolo, lo dico senza offesa per tutti i sindaci che si sono succeduti, e a farci un esame di coscienza dobbiamo ancora trovare un dirigente e un sindaco di quella levatura. Aveva l'idea che bisognava costruire la squadra e che si lavorava sempre mai da soli, mai per sé. Questo è un insegnamento fondamentale per la vita oltre che per la politica.